Perde il controllo dell'auto e si ribalta nel piazzale di una azienda. Tragedia nella notte a Cavaso del Tomba. Muore un 28enne di Valdobbiadene. Lo shock a Valdobbiadene per la fine di Luca Vettoretti, che giocava a calcio nella squadra locale. Il presidente commosso, un ragazzo straordinario. Questa tragedia ci tocca nel profondo. Tromba d'aria e grandine notata da incubo nel Bellunese, numerosi gli interventi dei vigili del fuoco e della protezione civile. A Lentiai la cuspide del campanile crolla a terra danneggiando le auto. C'è la fetta di Veneto nello storico doppione italiano di Tokyo. I nuovi campioni olimpici di 100 metri e salto in alto fanno parte delle Fiamme Oro di Padova e Tamberi si è anche allenato a San Bendemiano. A Cimagrappa, per la commemorazione dei caduti delle guerre, il commissario Figliuolo annuncia il raggiungimento della copertura vaccinale del 60% degli over 12 da Pfizer a fine agosto, dosi aggiuntive. La manifestazione no Green Pass di ieri in Piazza dei Signori, con le spinte e gli insulti alla troupe di Antenna 3, la condanna del sindaco Conte, la prefettura conferma e immagina il vaglio per sanzionare i comportamenti scorretti. Non solo contrario alla Green Pass, il deputato della Lega Alex Bazzaro racconta in diretta di non essersi vaccinato per scelta, continua lo scontro interno al Carroccio. Da Cavalzo di Cadore a Roma, come sindaco della capitale, il senatore di Fratelli d'Italia Luca De Carlo ai nostri microfoni racconta: mi ero reso disponibile a candidare. Telespettatori di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso, dunque, l'avete visto e sentito dai titoli. Apriamo con la cronaca, e la cronaca purtroppo di un'altra tragedia. Lungo le strade della Marca, un'altra giovane vittima, la vittima di Valdobbiadene. La tragedia si è consumata invece a Cavaso del Tomba. Sull'asfalto non c'è segno di frenata, le prime tracce sull'erba del profondo fossato a bordo strada, quello su cui l'auto si è sollevata in aria andando a schiantarsi contro il muro di recinzione di una delle aziende che si affacciano sulla provinciale che da Pederoba porta a Possagno. È morto sul colpo Luca Vettoretti, 28 anni, tradito forse da un colpo di sonno. L'incidente è all'altezza di via Ponticello, in comune di Cavaso del Tomba, poco prima delle 4 del mattino. Sono uscito fuori e ho visto una colonna di macchine. In primo tempo non avevo visto la macchina, ho visto solo la colonna e dopo ho visto le urla, non ho visto incidenti, roba varia. Guardando in un altro secondo tempo ho visto la macchina giù. Un impatto violentissimo, Luca è stato sbalzato fuori dall'abitacolo, i soccorritori per lui non hanno potuto fare nulla. La macchina diceva tutto, insomma, la macchina era cartocciata, Sul posto il SUEM, vigili del fuoco, carabinieri, mattinata anche diversi ragazzi del luogo per cercare di capire come sia potuto succedere. Luca era molto conosciuto, dopo gli studi aveva trovato lavoro nei vigneti, viveva a San Giovanni di Valdobbiadene, lascia mamma Paola, papà Tiziano e le due sorelle maggiori Francesca e Ilaria. La sua passione era il calcio, fino a un mese fa aveva giocato nella Valdo Sport. Il presidente Francesco Sanvito non nasconde la commozione. È stata una cosa che ci ha toccato profondamente. Ricordo di un giovane esuberante, amava il divertimento ovviamente, però era anche un gran lavoratore. E per la nostra società diciamo che era il pezzo principale del centrocampo. Questo è il ricordo principale che io posso dare. Posso dire anche che mi tocca profondamente questa notizia, insomma. Purtroppo queste cose succedono qui giovani e non sono padroni loro del loro destino e purtroppo le cose vanno alle volte in maniera diversa di quello che si pensa e si può sperare, insomma. Non è mancato il maltempo anche oggi nella Marca, con ancora diversi momenti di nubifragi in alcune zone della nostra provincia, anche grandinate, soprattutto nella parte orientale vicino al Pordenonese, ma è stato soprattutto la vicina provincia di Belluno ad essere falcidiata da grandine e anche da una tromba d'aria. È successo nella notte e poi ancora questa mattina. La cuspide del campanile della chiesa di Ronchena di Lentiai, frazione di Borgo Valbelluna, a terra, strappata dalla furia del vento. Precipitata sul parcheggio adiacente, un'auto danneggiata. È l'immagine simbolo della ondata di maltempo che ha flagellato una buona parte del Bellunese in una nottata da incubo, ancora una volta. A Lentiai solo la massima prudenza ha evitato il dramma. Da quello che mi dicevano dovevano fare una festa ieri sera, una festa un po' di sagra. Ecco qui, tipo, ecco, le vediamo in questo momento. E per fortuna causa maltempo non è stato fatto niente, quindi abbiamo evitato danni anche alle persone, quindi questo è importante. Ceso Maggiore, il Feltrino, Borgo Valbelluna, Lagordino,
tromba d'aria e grandine, tetti volati via o parzialmente danneggiati, decine di alberi e piante spezzate o sradicate, numerosi ricoveri di attrezzi e baracche andate in pezzi e coltivazioni distrutte da proiettili di ghiaccio grossi come sassi. Danni ingenti da quantificare. E ancora smottamenti come uno del comune di Cortina al passo Cimabanca. Una notte di super lavoro per i vigili del fuoco e i volontari della protezione civile impegnati a mettere in sicurezza le abitazioni più colpite e rendere transitabili le strade bloccate dalla vegetazione. Il problema comincia a farsi sempre più grave. So che faranno richiesta di stato di calamità per quanto riguarda questa emergenza, anche perché la scorsa settimana la stessa zona era stata colpita da forti grandinate. Questo maltempo ci comincia a preoccupare veramente, perché ogni volta che arriva un po' quando senti tuonare alzi gli occhi al cielo. Maltempo che non ha dato tregua nemmeno con la luce del giorno. Poco prima di mezzogiorno violenta tempesta di grandine e vento sul capoluogo belluno, con un albero caduto in via Vittorio Veneto e alcuni allagamenti. Ancora una volta si ricomincia a contare i danni. Il territorio che ha subito la devastazione di Vaia continua a pagare il conto di un clima sempre più violento e contro il quale le armi non sembrano esserci. Mentre riusciamo a contenere magari eventuali inondazioni o comunque eventi meteo di tipo con molta pioggia, non riusciamo comunque a fermare il vento, e questo è quello che preoccupa le persone. Non riusciamo a fermare la grandine, quindi queste cose qua noi siamo inermi e dobbiamo solo sperare che vada bene. Prima di continuare con la cronaca, la grande festa dell'Italia sportiva, un'annata straordinaria dal punto di vista sportivo per l'Italia, e oggi la doppia storica medaglia d'oro alle Olimpiadi di Tokyo nella atletica, i 100 metri vinti da Marcel Jacobs, i 100 metri piani, primo storico oro per l'Italia in questa sezione importantissima, regina dell'atletica, e poi l'oro anche di Gianmarco Jimbo Tamberi nel salto in atto. Ebbene, un doppio oro nel quale c'è anche un po' di Veneto, perché entrambi gli atleti fanno parte delle Fiamme Oro di Padova, quindi festa, doppia festa ovviamente anche in Veneto, non solo in Italia, per questo straordinario traguardo. Peraltro Tamberi si è allenato con l'atletica San Vendemiano, si è allenato nel passato con l'atletica San Vendemiano, poi è passato al Fiamme Oro di Padova, un risultato importante anche dopo che 5 anni fa aveva dovuto rinunciare ai Giochi di Rio per la caviglia rotta, quindi anche una sorta di rivincita morale, e dunque il Veneto, insomma, che festeggia doppiamente per questi due ori per la appunto appartenenza di Tamberi e Jacobs alle Fiamme Oro di Padova. Adesso la commemorazione a Cima Grappa con la presenza importante del commissario straordinario all'emergenza Covid, il generale Figliuolo, che ha parlato ovviamente anche della situazione dei vaccini. Iniziamo questo mese con un risultato importante. Ieri il 60% di tutte le persone da vaccinare hanno completato il ciclo di vaccinazione e sono protette dagli effetti nefasti del virus e delle sue varianti. A Cima Grappa, per la commemorazione dei caduti, su invito del sindaco di Pieve Annalisa Rampin, il commissario all'emergenza, il generale Francesco Figliuolo, ha annunciato il traguardo degli oltre 32 milioni di italiani vaccinati con 2 dosi. La campagna procede a una media superiore alle 500.000 somministrazioni al giorno e, ha fatto sapere Figliuolo, potrà contare sulla disponibilità di ulteriori dosi di vaccino Pfizer a partire dalla terza settimana di agosto. Una maggiore disponibilità che dovrebbe consentire di arrivare per fine settembre all'immunizzazione dell'80% della popolazione over 12. Impossibile non richiamare da Cima Grappa, luogo in passato di atroci sofferenze e oggi di memoria, la battaglia che l'Italia combatte da 1 anno e mezzo. Consentitemi a tal proposito di ricordare in questa occasione, insieme ai caduti della Grande Guerra, le vittime della pandemia che ha colpito così duramente il nostro Paese, causando la scomparsa di 128.000 persone, oltre che traumi e sofferenze per l'intera comunità. Lo sforzo di chi qui combatté per la patria deve essere di insegnamento anche in questi tempi di pandemia. Come questi giovani soldati, armati di speranze e di fucili, si sono protetti l'un l'altro nel sogno di una patria libera, noi abbiamo il dovere di raccogliere questo sentire e di unire le forze per superare i momenti più bui. E il più grande insegnamento è che la società non è una somma di singoli interessi,
ma è una comunità dove ognuno è responsabile per l'altro. Siamo veramente il noi e non l'io. Adesso torniamo a parlare della manifestazione No Green Pass di ieri in Piazza dei Signori. Dura la reazione del sindaco Conte, mentre la prefettura conferma che le immagini sono al vaglio per valutare il comportamento dei partecipanti, tra i quali ci sono anche persone che, rispettando le regole, chiedono solo di poter tornare a lavorare. In piazza si sono viste scene inaccettabili, a cominciare dalle spinte e dagli insulti alla troupe di Antena 3. Le parole sono quelle del sindaco di Treviso Mario Conte all'indomani dell'ennesima protesta No Green Pass in Piazza dei Signori. Ho visto tanta confusione in una piazza che non si capisce cosa voglia, che non si capisce cosa reclami, che non si capisce cosa chiede, e poi da una parte chiede libertà e dall'altra la nega, perché ho visto anche delle scene di aggressione nei confronti della troupe di Antena 3 che francamente sono inaccettabili, intollerabili, e sono scene che la città di Treviso non è abituata a vedere. È un tutti contro tutti e mi sembra che sia diventata quasi una moda di protestare senza però sapere in realtà per cosa e per chi. Gli insulti ricevuti dalla troupe di Antena 3 sono assolutamente ingiustificabili, come ogni attacco a chi sta svolgendo il proprio mestiere di cronista, ha commentato in una nota Luigi Calesso di Coalizione Civica. Operatori della televisione locale che paradossalmente sono stati attaccati da coloro, dice, di cui volevano rendere pubbliche le ragioni della protesta in corso. La prefettura ha confermato che anche in questo caso sono al vaglio delle forze dell'ordine i comportamenti dei partecipanti, molti assembrati e senza mascherina, per i quali potrebbero dunque scattare sanzioni. Ma in piazza c'era anche chi voleva protestare pacificamente e motivatamente, come Catiuscia Cappellotto, titolare di un locale da ballo storico di Codogné, chiuso da 1 anno e mezzo. Stiamo vivendo un dramma che non finisce più. Avevamo la speranza che adesso ci facessero aprire col Green Pass. Diciamo che era una cosa che ci poteva almeno aiutare a aprire i nostri locali, ma non è stato così. Io comunque sono contraria al Green Pass, sono venuta a Treviso per manifestare questo, perché nel mio locale voglio far entrare tutti, indistintamente, chi ce l'ha e chi non ce l'ha. Catiuscia rappresenta un settore particolarmente penalizzato dagli stop imposti dalla pandemia. E io chiedo che siano riaperti i locali da ballo, come sono aperti tante situazioni in questo momento col Green Pass. Diciamo che comunque lotterò perché questo venga tolto, per dare in modo di non essere un controllore, perché io non voglio essere un controllore. Avete sentito anche le parole del sindaco Mario Conte, importante esponente anche della Lega, sul tema Green Pass ma anche i vaccini. La divisione all'interno del Carroccio resta. Lo confermano le parole oggi del deputato della Lega veneziano Alex Bazzaro, non solo contrario al Green Pass ma anche ha raccontato di non essersi vaccinato per scelta. È successo nella nostra edizione straordinaria di oggi durante il dibattito con il segretario regionale del Partito Democratico Alessandro Luigi Bisato. Chiedevo, perché forse chi ha un ruolo pubblico è bene che cominci a dirlo, io sono vaccinato, l'onorevole è vaccinato, però se vuole non può anche non rispondermi. No, ma non ho segreti, non sono vaccinato io, lo dico chiaramente, non sono ancora vaccinato. Risolviamo e avanziamo gli ascolti che magari qualcuno riprende. Per scelta o per tempistiche? Attualmente per scelta. Attualmente per scelta, quindi per adesso lei non se lo vuole fare? Per adesso rimango in vigile attesa. Non solo contrario al Green Pass, così come è stato concepito dal governo, Alex Bazzaro va oltre, non vaccinato per scelta, una scelta che rischia di aumentare ancora di più il solco interno a una Lega profondamente divisa. Bazzaro, deputato veneziano, è uno di quei parlamentari del Carroccio finiti nel mirino del fuoco amico di questi giorni per la partecipazione romana a una delle manifestazioni contro il Green Pass poi moltiplicatesi in tutta Italia. Una decisione che nei giorni scorsi aveva portato il governatore del Veneto Luca Zaia ad esprimere un concetto molto chiaro. Leghisti in piazza, mi rifiuto di pensare che la linea del partito sia questa. E poi ancora altri esponenti di rilievo del Carroccio, da Mario Conte a Roberto Marcato, da Marzio Favero a Gianangelo Boff, a rincarare le dosi di critiche e stigmatizzazioni. La risposta di Bazzaro però è lapidaria e indicativa. Io rispondo al segretario Matteo Salvini: se Matteo Salvini non avesse voluto che i suoi parlamentari andassero in piazza ce l'avrebbe comunicato. Io credo che un parlamentare anche abbia il dovere di ascoltare. Io ho voluto ascoltare e sentire quello che in Italia non è stata una singola piazza con una decina di persone, ma sono una serie di manifestazioni. Insomma, un doppio binario, quello della Lega, che rischia di trasformarsi in qualcosa di più.
forse in una resa dei conti, situazione non proprio indicata a pochi mesi dalle elezioni amministrative. Come in altre situazioni magari posso essermi trovato in non imbarazzo, ma quantomeno in dissenso rispetto alla partecipazione di qualche collega, di qualche esponente della Lega in determinati ambiti, in un grande partito che è anche un partito grande, passatemi il gioco di parole, ci possono essere i doverosi distinguo. Mi pare che la posizione del segretario federale che dà la linea politica sia chiarissima, e cioè che non è certo una posizione Novax, ma una posizione di ascolto e di volontà di andare a modificare quelle che sono le criticità in Parlamento. Intanto sul fronte della pandemia la solitudine degli anziani nelle RSA ha provocato effetti pesanti sulla loro salute psichica e questi effetti sono più gravi nelle strutture che hanno maggiore carenza di personale. Nessuno vuole cancellare quanto abbiamo vissuto, ma è ora di aprire, è ora di qualche piccolo gesto di coraggio, qualche piccolo grande gesto di coraggio, perché questo è quello di cui hanno bisogno gli anziani. È un appello alla riapertura delle case di riposo alla socialità, quello lanciato dal presidente dell'Associazione Italiana di Psicogeriatria. Gli effetti della solitudine vissuti dagli anziani nelle RSA nell'ultimo anno e mezzo sono pesanti ed hanno determinato sofferenza psichica e depressione, soprattutto laddove c'è carenza di personale, condizione purtroppo drammaticamente diffusa. Stiamo importando infermieri dal Brasile, dall'Argentina, dal Marocco, dalla Tunisia, dall'Albania e recentemente dalla Moldavia. Se a voi questo vi sembra un paese, è un paese di vecchi, ma non per vecchi, perché se fosse per vecchi, un paese che ha la nobiltà d'animo, che ha la cura e l'assistenza delle persone in Italia, non si troverebbe con questo disastro davanti. E le ultime notizie non sono buone. Il governo non ha approvato la proroga alla scadenza del 31 dicembre 2021 per l'assunzione nelle RSA di infermieri provenienti dai paesi extraeuropei, cosa che renderà davvero emergenziale la situazione in molte case di riposo. Utilissimo garantire i livelli di qualità che noi vorremmo garantire a chi ne ha diritto dopo una vita di lavoro, di sacrifici, comunque una vita vissuta per la loro dignità, avrebbero il diritto di essere accuditi, diciamo, dai loro nipoti, cioè da persone che hanno studiato in Italia e che vogliono dedicarsi a questo tipo di lavoro. Se non lo fanno, vuol dire che c'è qualcosa che non va e io credo che sia la politica a doversi interrogare su questo tema. E poi c'è l'economia che cerca la ripartenza, l'export in vistosa ripresa nelle aziende di Treviso e di Belluno, secondo i dati di questi giorni della Camera di Commercio. Nei primi 7 mesi del 2019 la Camera di Commercio aveva emesso 12.700 certificati d'origine, vale a dire i documenti che accompagnano i carichi italiani fuori confine. Da gennaio a oggi sono stati 10.400, a conferma che l'export di casa nostra non solo è ripartito ma è ritornato sostanzialmente sui numeri pre-pandemia. Sono dati indicativi, positivi, perché abbiamo superato nei primi 6 mesi quanto avevamo prima del Covid come certificati export. Settimana prossima presenterò i dati sull'andamento dell'economia regionale il 5 di agosto e siamo ottimisti, c'è questa voglia di ripartire ma soprattutto di essere competitivi, però ci devono essere delle condizioni. Siamo molto preoccupati dell'aumento delle materie prime, della carenza di personale e soprattutto adesso dell'aumento dei contagi e dei ricoveri. Non possiamo permetterci questi sbalzi perché mette a rischio la ripresa. La fotografia ufficiale dello stato delle aziende trevigiane e bellunesi nel primo semestre dell'anno arriverà quindi tra pochi giorni, ma gli indicatori di quello che è un settore trainante, l'export appunto, fanno ben sperare. Il primo trimestre aveva fatto segnare un più 5,4. Buona parte dei certificati ora viene rilasciata per via telematica, quasi un terzo del totale viene di fatto stampato dall'azienda stessa. Opportunità che è bene sfruttare per accorciare i tempi della burocrazia. Lo stesso governo si è rivolto alle imprese in tema di semplificazioni. È un appello che il governo ha rivolto alle imprese, noi siamo lo strumento operativo del Ministero dello Sviluppo Economico e di conseguenza siamo quelli più vicini alle imprese. I nostri strumenti li abbiamo messi in campo, abbiamo visto quali sono le opportunità che si possono dare con le tecnologie, basta saperle sfruttare. La ripartenza è anche sul fronte importantissimo del sociale e del welfare, in questi giorni la intesa siglata tra Comune e sindacati.
I sindacati per spiegare l'accordo l'hanno definito al pari di una contrattazione di primo livello, un'intesa figlia del neonato ambito territoriale sociale che definisce le linee guida comuni tra amministrazione e parte sociale nella pianificazione delle azioni per la ripartenza. Tra i punti salienti l'accordo a non aumentare la pressione fiscale, mantenendo l'esenzione dell'addizionale IRPEF, gli aiuti destinati alle fasce più deboli e la pianificazione dei nuovi piani di zona. In questo accordo ci portiamo in eredità la parola mantenuta nell'anno 2020, quindi i grandi investimenti che l'amministrazione ha fatto in modo straordinario, oltre all'ordinario, per sostenere le famiglie, ad esempio con gli aiuti alle scuole dell'infanzia paritarie e ai nidi paritari, ma così anche il grosso investimento sui centri estivi. Aiuti confermati anche per il 2021, in condivisione dunque con le parti sociali. Sul tavolo anche l'impegno al confronto costante attraverso tavoli di monitoraggio sui fondi che arriveranno dal recovery e gli impegni di spesa. Sarà lo studio dei prossimi 2 mesi, capire come declinare queste finanze, queste ingenti finanze che arriveranno al nostro territorio, ma siamo sicuri che lo faremo in maniera precisa. Abbiamo delle ipotesi per quello che riguarda la mobilità e le infrastrutture, ma prima di dare attuazione ai progetti vogliamo coordinare con tutti gli attori protagonisti appunto del nostro territorio cosa faremo e come lo faremo. Task force che resta comunque in attesa dei decreti attuativi, senza i quali ogni pianificazione sarebbe vana. Soddisfatti i sindacati, tutti presenti al tavolo. Quando si tratta di spendere bene, hanno detto, non esiste colore politico che tenga. E bisogna tralasciare gli interessi personali o di bandiera e fare gli interessi della collettività che rappresentiamo. Pochissimi istanti di pubblicità, poi ancora il telegiornale di Treviso.